benvenuti, oggi è sabato 9 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 18:01. La luna sorge alle 5:58 e cala alle 17:04. Oggi si celebra San Francesca Romana. Il nome Francesca deriva dal latino medievale Francisca, forma femminile di Franciscus, cioè francese della Francia. Oggi vogliamo parlare di un organo vitale, ma spesso trascurato del nostro corpo, i reni. La giornata mondiale del rene, che si celebra oggi, è un'iniziativa globale volta a sensibilizzare sull'importanza dei nostri reni, che svolgono funzioni essenziali per il nostro benessere. Matteo Salvini compie 51 anni. Auguri al leader della Lega, il partito che ha cambiato volto e ha conquistato il Sud. Salvini è stato vice premier e ministro dell'interno nel primo governo Conte con il Movimento 5 Stelle e ora è vice premier e ministro delle infrastrutture nel governo Meloni. Ornella Muti festeggia oggi 69 anni. Auguri a questa splendida attrice che ha incantato il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Ha esordito nel 1970 con il film La moglie più bella di Damiano Damiani, ispirato alla vicenda di Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore, e da allora ha recitato in oltre 80 film, lavorando con registi come Monicelli, Risi, Scola, Ferreri e molti altri. Emma Bonino compie 76 anni. Ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili e alla promozione della pace e della democrazia. Si è avvicinata alla politica negli anni 70, aderendo al Partito Radicale di Pannella. Ha combattuto per la legalizzazione dell'aborto, del divorzio e delle droghe leggere, subendo anche un arresto, e ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali. Un giovane e sconosciuto compositore, Giuseppe Verdi, scosse Milano occupata dagli austriaci con un'opera che divenne un simbolo di libertà, il Nabucco. Verdi, che aveva perso la moglie e 2 figli, si riscattò dal fallimento del suo primo lavoro e conquistò il pubblico della Scala il 9 marzo 1842. L'opera, che racconta la deportazione degli ebrei in Babilonia, fu chiamata Nabucco perché il nome del re babilonese Nabucodonosor non entrava per intero sui manifesti. Il coro "Va pensiero" si trasformò in un inno risorgimentale contro gli austriaci. Avete visto il film Poor Things, il capolavoro di Yorgos Lanthimos, ambientato in una Londra vittoriana piena di invenzioni fantastiche? Se vi è piaciuto, allora vi piacerà anche lo steampunk, un genere letterario e artistico che immagina un mondo alternativo, dove la tecnologia si basa sul vapore e non sull'elettricità. Lo steampunk nasce negli anni '80, ispirandosi ai romanzi di Jules Verne, e da allora ha influenzato anche il cinema, la musica, la moda e i videogiochi. E ora lasciamoci guidare dai consigli astrali del nostro Marco Amato. Buon weekend ai 12. Oggi una dolcissima luna in pesci vuole richiamare l'attenzione sulla solidità dei sentimenti. Vediamo come. Ariete, la solidità e la stabilità sentimentale è un vostro sogno che state carezzando da un po' e che adesso ci sono le basi per cominciare a vivere e a costruire. Toro, una luna decisamente amica, tra l'altro si congiungerà a Saturno a metà giornata e vi darà modo di stabilire alcune cose importanti per voi, anche a delineare i tempi di cui avete bisogno per rimettere un po' a posto sia la vostra vita lavorativa che quella sentimentale. Gemelli, luna oggi di quadratura, tra l'altro disturbata un po' da Saturno, che esige un pochino di stress da parte vostra, per cui cercate di non essere troppo rovellosi su alcune analisi che potrebbero infastidire le persone che avete accanto, non siete puntuti.
Cancro, la giornata di oggi è una giornata splendida perché la luna è di Trigono e tra l'altro si congiunge anche a Saturno e vi dà lo sprint necessario per iniziare un progetto lavorativo o per convincervi finalmente a cambiare strada in senso migliorativo e fortunato. Leone, giornata splendida oggi proprio perché la luna ha smesso di farvi i dispetti. Certo, rimangono sempre Plutone, Venere e Marte contro, ma sicuramente adesso è tutto emotivamente un po' più gestibile e più semplice. Forse avete vuotato il sacco o forse semplicemente avete trovato il punto di incontro con il partner. Vergine, luna oggi in opposizione. Doveva essere un sereno weekend di riposo e no, la luna in opposizione congiunta a Saturno vi dice che anche oggi dovrete un po' lavorare. Quindi, sacrificatevi un po', ma in serata concedetevi qualche incontro con qualche amico. Bilancia, la giornata di oggi prevede la perdita dell'appoggio della Lumen dopo il coinvolgimento emozionale e l'impennata sentimentale che avete avuto. Ora sentite l'esigenza di razionalizzare un po', se no che bilancia sareste, ma state tranquilli, andrà tutto bene e comunque il bilancio di tutto è decisamente positivo. Scorpione, la luna torna a essere amica, trigono dei pesci, ma non solo, coinvolge anche Saturno, per cui qualcosa di concreto e solido si sta veramente creando nelle vostre vite. Quindi insistete su questa direzione e afferrate questo tardivo treno che sta passando in una maniera sicura e decisa. Sagittario, giornata oggi che prevede una quadratura della luna, il weekend inizia con un umore un po' calante, con delle fasi di stanchezza molto molto pesanti. È successo di tutto, quindi alti e bassi un po' fortemente ripetuti, per cui concedetevi semplicemente un po' di relax. Capricorno, giornata meravigliosa, la luna è in sestile, ma si congiunge al vostro astro Saturno, dio del tempo. È iniziata la vostra epoca d'oro, la vostra epoca felice, sia nel lavoro che nei progetti che negli affari. Gioitene. Acquario, una giornata che prevede l'alleggerimento dei vostri gradi della luna, che non è mai l'astro che amate di più. Tutte quelle emozioni, per carità di Dio, a voi che siete gli asettici e signori dei ghiacci. Ebbene sì, le emozioni vi hanno toccato, quindi adesso diventano oggettive, tesaurizzatele. Pesci, giornata oggi che vede con l'ingresso di una luna molto convincente e molto fortunosa con questa congiunzione a Saturno che esige da voi ambizione e anche delle risposte molto fortunate e positive. Iniziate un weekend di vera e concreta soddisfazione. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Oggi si celebra il 65° anniversario della nascita di Barbie, la bambola più famosa e amata al mondo. Il 9 marzo 1959, infatti, la Mattel presentò alla Fiera del Giocattolo di New York la prima versione di Barbie, con capelli biondi, il costume da bagno zebrato e gli occhiali da sole bianchi. La bambola, ideata da Ruth Handler, la moglie di uno dei fondatori della Mattel, ebbe subito un grande successo. Nel primo anno furono vendute 350.000 bambole. Barbie, il cui nome per esteso è Barbara Millicent Roberts, divenne presto un'icona della moda e della cultura, con il suo guardaroba sempre aggiornato e le sue numerose professioni e passioni. Ha anche ispirato moltissimi artisti e ultimo il grandissimo successo al botteghino di Greta Gerwig. Perché si dice avere fegato e non avere pancreas, milza, che ne so? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino all'antica Grecia. Per i greci il fegato era la sede della forza e delle passioni. Lo sappiamo grazie ai miti. Uno di questi narra di Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. Zeus si arrabbiò moltissimo e lo punì in modo terribile. Lo incatenò a una roccia e mandò un'aquila gigante a divorargli il fegato ogni giorno. Ma il fegato di Prometeo era speciale. Ogni notte ricresceva, così che l'aquila potesse tornare a mangiarlo il giorno dopo.
Un supplizio infinito che durò fino a quando Eracle, un altro eroe, non liberò Prometeo uccidendo l'aquila. Il mito, tra l'altro, si basa su una verità scientifica. Il fegato è l'unico organo del corpo umano capace di rigenerarsi quasi completamente. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Chi è stato il re degli scacchi? Il genio che ha battuto i sovietici in piena guerra fredda? Bobby Fischer, il campione americano che ha fatto della sua vita una partita. Autodidatta, vinse tutto quello che c'era da vincere, fino alla sfida finale con Spassky, il campione mondiale. Ma Fischer non era solo un genio, era anche un matto, paranoico, bizzarro, capriccioso. Rischiò di perdere tutto per i suoi capricci, ma alla fine trionfò con mosse incredibili. Poi la mossa più folle, scomparve. Visse da recluso, da fuggiasco, da antisemita e morì da solo, senza fidarsi della medicina. Ci lasciamo con la frase del giorno. È facilissimo reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso. Grazie anche oggi per essere stati con noi, io vi aspetto domani con un'altra puntata del nostro Almanacco. Buona giornata!